Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dal titolo mascherina, oggi parleremo di quelle persone che sono un po' birichine, che ci circondano magari per posti di lavoro o magari purtroppo anche in casa e magari li abbiamo anche sposati. Però prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano, come ogni giorno vi chiede, ogni pillola vi chiede di iscrivervi al canale di Legata Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche al Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo gratuito, il Legare Marietto Veneziano. Vi ricordo anche, cari amici, che la Hilde in questo periodo storico è molto importante, sta conducendo alle 9 di sera, sempre su Telegram, sempre nel nostro gruppo degli arcieri Bertoldini, una creazione di un muro di cinta di protezione dell'Italia con un gruppo di maghi in erba. Chi si vuole aggiungere è sempre ben accetto. Bene cari amici, iniziamo questa pillola e parliamo un po' di queste persone che sono un po' birichine, persone che, sapete, quelle che gridano sempre, quelle che sono sempre ostili, quelle che vogliono sempre imporre la loro personalità. Loro sanno sempre tutto e gli altri non sanno sempre niente. Avete presente quelle persone che sono maligne, malvagie, infettano gli altri? Cioè, sapete, sono personaggi che quando entrano in un posto, o come anche colleghi di lavoro, infettano proprio gli altri a livello vibrazionale e anche l'ambiente, i muri. Scusate. E quindi tutte queste persone, la loro presenza è così forte, il loro campo aureo e la loro malignità, che praticamente gli oggetti e le cose che sono in quel luogo prendono queste vibrazioni, e anche le persone. Queste persone poi fanno sempre un dramma delle cose che loro fanno, cioè sono sempre loro il centro e praticamente l'ombelico del mondo. E nello stesso tempo svalutano gli altri, vivono di questo vittimismo, a loro sempre va male tutto, il mondo c'era sempre con loro. Avete presente queste persone che in ogni caso loro sono le vittime, hanno vinto a Totocalcio ma loro sono sempre le vittime, hanno un posto di lavoro eccezionale ma loro sono sempre le vittime, insomma il mondo, il cosmo ce l'ha sempre con loro e la loro vita è caotica, hanno uno spazio interiore ed esterno disordinato e generano caos sugli altri. Praticamente quando voi state vicino a queste persone hanno una vita sregolata e continuano a influenzare negativamente gli altri. E quindi queste persone birichine ce ne sono tante. Purtroppo chi ce le ha come colleghi di lavoro, purtroppo è una salita ogni giorno andare a lavorare, proprio perché queste persone impregnano gli altri della loro, come si suol dire, malignità. E la cosa drammatica è che alcune volte adagio adagio, sapete come la rana che praticamente si è fatta bollire lentamente, non se ne è resa conto? Bene, molte persone a un certo punto, stando vicino a queste persone malvagie, assorbono queste energie e di riflesso poi le emanano. E allora, chiaramente su un posto di lavoro l'ideale sarebbe sempre allontanarsi da queste persone per vincere, perché queste persone vivono nel loro mondo, nel loro karma, e quindi di conseguenza faranno sempre così. No, magari sono anche persone importanti a livello economico, magari sono persone che hanno avuto per il loro karma grandi soddisfazioni a livello economico, però queste persone ogni volta che ci si avvicina sono fatte così, e quindi la propria vita di chi gli sta vicino diventa un caos, uno spazio disordinato. Allora il vostro Marietto cosa ha fatto? Ha fatto nella lezione 14 lezioni di radiostesia basic, e vi consiglio di andarla a vedere, e qui metto anche in sovrappressione il circuito, questo disimpregnatore, questo circuito che in un certo senso taglia questi legami insani e perniciosi. Questo circuito, lo spiego bene in azione 14, serve in questo caso in cui si hanno questi personaggi vicino ma non si ha la forza di allontanarsi, perché alcune volte queste persone impregnano così tanto le loro vittime, i loro, come si dice,
piedistalli, perché in fondo dopo le persone diventano piedistalli e quindi di conseguenza è difficile staccarsi. Poi immaginiamoci se uno ha sposato un elemento del genere, o se lo trova o ha un compagno e non ha la forza materiale, anche perché magari è l'unica fonte di reddito della famiglia. Allora il vostro marietto chiaramente vi ha dato questa pillola, questa lezione 14 in cui mette a disposizione questo circuito che è un primo gradino. Poi gli altri gradini si può lavorare con la magia, con la d'agida ad esempio, per ammorbidire questi soggetti e dargli un attimino più di, come si dice, di tranquillità, una camomilla eterica, chiamiamola così. Comunque questo è per dirvi che c'è sempre anche una piccola possibilità per togliersi, cioè per alleviare questi problemi se proprio non si possono allontanare, perché purtroppo se sono quelli che in questo momento storico sono quelli che portano a casa il pane, e ce ne sono tanti di questi personaggi, bisogna in un certo senso dargli una camomilla astrale, una camomilla che li renda più masticabili, più ascoltabili, più morbidi come personaggi. Bene cari amici, per questa pillola il vostro marietto ha detto tutto. Vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Gare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove, ve lo ripeto, al lunedì sera c'è un percorso esoterico tenuto al De Gare Marietto Veneziano, e in più sapete che al mercoledì sera il vostro marietto nel suo canale tiene mezz'ora di live gratuiti col pentolino. Se volete vi iscrivete al canale e potete fare delle domande. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.